Bene, mister, 1-1, finito questo campionato, finita questa partita con la divisione della posta, un rigore per parte, risultato forse tutto sommato giusto. Come vogliamo concludere questo campionato? Cosa vuol dire? Beh, oggi secondo me non si è vista proprio una partita di ultima di campionato, nel senso che sì, noi abbiamo fatto la nostra, abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me siamo andati in vantaggio, siamo riusciti a recuperarla su un altro rigore e la partita secondo me il pareggio può starci come risultato. Ovviamente dalla parte loro c'era poco in palio, anche se c'era un'imbattibilità di questo campionato da difendere. Noi ci abbiamo provato a sfatare questa imbattibilità, non ci siamo riusciti. Chiudiamo comunque facendo un plauso a tutti i miei ragazzi, perché hanno fatto comunque un buon campionato, non dimenticandoci appunto che siamo riusciti ad ottenere il primo posto sulla classifica dei giovani e che quindi insomma abbiamo centrato un sesto posto e un primo sulla classifica dei giovani. Penso che il campionato tutto sommato, per essere il primo anno che sono qui, sia un campionato insomma tutto sommato positivo. Quindi io sono contento, adesso abbiamo finito, stacchiamo la spina e poi saremo. Allora i 22 giocatori più chi è entrato poi in campo, insomma come ha detto lei, insomma, tutti volevano i 3 punti, non era come ultimo di campionato tanto per giocare, tempo come possiamo vedere da Lupi, l'ombrello anche durante l'intervista, insomma per essere maggio. Il campo oggi non era facile, nel senso che vincolava un certo tipo di giocate e quindi ci siamo adattati, secondo me facendolo molto bene, viste le condizioni appunto climatiche del terreno e abbiamo dimostrato compattezza tutta la gara, propositività in fase di possesso, quindi siamo anche riusciti a fraseggiare insomma, su un campo difficile contro una squadra che ha stravinto il campionato. Per chiudere questa intervista, insomma, oggi tanta pioggia, però insomma, anche tanta soddisfazione di aver chiuso insomma, bene il campionato. Forse, se mi permette una piccola critica alla società, non tanto a voi, insomma, oggi si è presa tanta pioggia, forse la copertura delle tribune ci vorrebbe. La prossima volta lavoreremo sulla qualità del campo. Il Portogruaro si sapeva ormai campione, va in eccellenza di questo campionato. Per chiudere con la proiezione della vostra squadra e anche sua. Beh, innanzitutto rinnovo i complimenti a tutti, dalla società allo staff tecnico, al mister, ai giocatori, perché hanno vinto un campionato difficile. Lo hanno vinto in testa dalla prima all'ultima giornata ai battuti, quindi i complimenti sono doverosi e sinceri. Detto questo, da parte nostra si è chiusa una stagione sulle quali secondo me si sono impostate delle basi. Speriamo di mantenerle e di ripartire da quelle per provare a far meglio. Bene, grazie mister, e appuntamento per il prossimo anno a tutti, grazie.